Buonasera e ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. L'Italia si muove per la pace, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica. Il Capo dello Stato oggi ha deposto una corona d'alloro all'altare della Patria. È tornata dopo 2 anni di stop per la pandemia la parata ai fori imperiali con la partecipazione per la prima volta del personale della sanità civile. Sulla capitale anche il sorvolo delle frecce tricolori che hanno tracciato in cielo il tricolore. Il 2 giugno di 76 anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo italiano si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista, ha scritto il Presidente Mattarella in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. L'attuale contesto internazionale, ha proseguito Mattarella, ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene invisibile della pace, che non si impone da sola, ma è frutto della volontà e dell'impegno concreto degli uomini e degli stati. Una pace basata sul rispetto delle persone, della loro dignità, dei confini territoriali, dello Stato di diritto, della sovranità democratica e sull'utilizzo della diplomazia, sul rispetto dei diritti umani. L'Italia e tutta la comunità internazionale hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo, dobbiamo farlo uniti, insieme, ha concluso Mattarella. E proprio oggi, 2 giugno, è stata inaugurata la nuova sede della Prefettura di Udine. L'edificio in via Prachiuso nacque come monastero, fu poi riconvertito in caserma di cavalleria e in seguito in ospedale militare. A fare gli onori di casa è stato il prefetto Marchesiello, che ha detto: questa deve essere la casa di tutti gli udinesi. Non è un caso che le celebrazioni del 76esimo anniversario della Repubblica Italiana a Udine abbiano avuto come punto centrale via Prachiuso, dove l'idea di trasformare l'edificio dell'ex caserma Reginato, dove sono passate generazioni di soldati nell'immobile usato per scopi sanitari, dopo 10 anni di ragionamenti e poi di lavori si trasformasse in realtà. Quel luogo, un tempo monastero, poi divenuto caserma di cavalleria e poi ospedale militare, ora ospita gli uffici prefettizi preceduti dai giardini di un chiostro unico affascinante per ordine e per disposizione, dopo l'energico intervento dell'Agenzia del Demanio. Quanto bella è la sede prefettizia? Mi fa piacere sentirlo, ma è veramente bella e sicuramente ha un valore importantissimo sia per la zona, anche per la città di Udine. Lasciamo una sede che era storica, ma sicuramente con tanti problemi di ristrutturazione e di manutenzione. Questa è una sede praticamente nuova. Una prefettura aperta alla città. Questo è il nostro obiettivo e questa sede ci aiuta. Una giornata importante è quella del 2 giugno, festa che ricorda il referendum con il quale gli italiani vennero chiamati a scegliere fra monarchia e repubblica, una ricorrenza ripristinata dal 2000 su spinta dell'allora presidente Ciampi, una ricorrenza che vuole essere un inno all'unione degli italiani in un momento difficile per gli equilibri internazionali. È un significato di unità, di ricerca di unità, perché in questo momento dove abbiamo una crisi internazionale fortissima e stiamo uscendo molto a spanne da una crisi endemica ed epidemiologica, sicuramente la ricerca di unità è fondamentale, quindi la festa del 2 giugno deve essere, come qualcuno notava, ricordata spesso ma con un valore diverso. Non è la festa del weekend, non è la festa perché si inizia la stagione estiva, ma è una festa dove tutte le comunità, soprattutto a livello locale, si devono ritrovare. E in prefettura oggi si è esibita la Filarmonica di Vergnacco con la presenza del gruppo storico di Borgo Prachiuso e sono intervenuti anche dei cittadini che hanno ricordato il passato dell'edificio. La sentite sullo sfondo, è la Filarmonica di Vergnacco che saluta il 2 giugno l'apertura ufficiale al pubblico della prefettura di Udine. È un'operazione dal mio punto di vista molto importante, perché recuperare storicamente e dal punto di vista architettonico una parte importante di questo borgo della città di Udine è molto bello. Diventa un centro amministrativo, però anche nello stesso tempo rivitalizza sicuramente questa parte di Udine. Lei per una notte che cosa ha fatto qua? Niente, allora io ero congedante, ero un semplice militare, era scarsità di ufficiali, mi chiama il furiero e dice: Montina, tu che sei un più vecchio, anziano come militare, stasera devi prendere il comando di picchetto e sarai responsabile della struttura. Ma guarda che io non sono nemmeno cavallo, no, lo sappiamo, quindi tu sei più anziano. Ha realizzato un sogno. Un sogno, sì. Dopo 56 anni sono riuscito a vedere dove ho fatto i miei 10 mesi
tra virgolette, di naia. Qua c'era l'osservazione, il reparto chirurgia, il reparto medicina, laboratorio analisi, c'era il dentista, c'era il reparto ufficiali, c'erano parecchi reparti. Eravamo in tantissima gente. Correva l'anno? 1966. Per la nostra Repubblica la pace è un elemento fondante ed è necessario evitare il ripetersi di guerre nel territorio europeo. Lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco nel discorso che ha tenuto al Sacrario Militare di Re di Puglia per la festa della Repubblica. Un 2 giugno poco partecipato a Re di Puglia, quasi 200 le persone giunte per la consueta cerimonia al cimitero militare a rappresentare il governo e il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, che ha ricordato come il 2 giugno è diventato il simbolo della nostra unità nazionale. Celebrare questa ricorrenza, sono ancora le parole di Franco, vuol dire celebrare il ricordo di chi è caduto per mantenere la nostra democrazia. Nella nostra Repubblica la pace è un motivo fondante. Il Sacrario ci ricorda uno dei principi su cui si basa l'Unione Europea, ovvero evitare guerre tra i paesi europei, risultato non scontato dopo 2 guerre mondiali avvenute tra i paesi del nostro continente. Ricordare il 2 giugno non è un mero esercizio retorico, è ricordare, ricostruire e fare sempre più nostri i valori fondanti della Repubblica, ed è importante farlo qui a Re di Puglia, dove riposano 100.000 persone che hanno pagato un tributo di sangue, l'estremo sacrificio della vita, proprio per far sì che questa nostra Repubblica, che da 76 anni ci garantisce giustizia e libertà, potesse nascere. Ed è per questo che è fondamentale essere qui ogni volta e ricordarlo sempre con maggior forza e sempre con maggior impegno. Veramente è un grande piacere rivedere il Sacrario così animato, ci siamo un po' ripresi le nostre abitudini, ci mancavano e finalmente siamo di nuovo qua con il pubblico. E con tutti i reparti schierati, veramente un onore essere qua presente quest'oggi. Presenta ancora particolari oscuri l'episodio avvenuto ieri sera all'esterno di un bar di Udine, dove un giovane ha aggredito un bosniaco procurandogli una grave ferita all'orecchio. Racconto del titolare del locale che parla di un gesto inspiegabile, indaga la polizia. Un bosniaco si trova ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Udine dopo essere stato colpito con un bicchiere al volto all'esterno del bar alla Bella Udine in piazzale Giovan Battista Cavalcaselle a Udine, alla fine della zona di Baldasseria. L'episodio si è verificato attorno alle 21 di ieri sera. Da una parte un gruppo di stranieri intenti nel consumare l'aperitivo, dall'altra un giovane italiano che si trovava seduto. Secondo il racconto del titolare del locale, quest'ultimo si è alzato improvvisamente andando a colpire il bosniaco. Dal niente si è alzato in piedi e ha scagliato un bicchiere contro a questa persona, tra l'altro una persona che non un lavoratore tranquillo. Diciamo che tutti questi clienti che vengono qua la sera, finiscono di lavorare alle 5, si ritrovano a bersi un bicchiere in armonia e basta. Erano tutti stranieri, sì, anche di varie nazionalità, perché ci sono qua, il quartiere è un quartiere etnico, quindi ci sono varie etnie, croate, slovene, e albanesi e un po' di tutto, quindi e sono tutti quanti quelli che vedo io, sono tutti quanti amici. Il ferito è stato subito protetto dagli amici mentre l'aggressore è stato isolato. Immediato l'intervento del 118 che ha trasferito il ferito in ospedale, dove gli è stato suturato l'orecchio, che aveva riportato una profonda ferita e lacerazioni meno preoccupanti al capo. Sull'episodio ancora tutto da chiarire, sta indagando la questura di Udine, che ha identificato poco dopo l'aggressore un giovane residente in zona che aveva raggiunto Viale Palmanova. L'uomo risulterebbe indagato per lesioni aggravate. Lo stesso, sentito degli inquirenti, avrebbe riferito di uno scambio di persona. Allarme ieri notte tra Paderno e Beivars per un incendio che ha reso l'aria irrespirabile. Erano circa le 23 quando i quartieri sono stati avvolti da una nube dall'odore particolarmente acre, con le finestre spalancate per il caldo. I residenti hanno avvertito che qualcosa di strano stava accadendo e qualcuno ha anche detto di aver avuto difficoltà a respirare. La chiamata ai vigili del fuoco è scattata alle 22:40 e da via Popone è partita una squadra con al seguito un'autobotte e un escavatore cingolato. Nelle vicinanze del campo nomadi di via Montesei Busi stava prendendo fuoco una catasta di vari materiali. Ci sono volute più di 3 ore per l'operazione di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio.
È stato portato in ospedale in elicottero con seri traumi un escursionista di Buia di 72 anni che questa mattina è precipitato per una ventina di metri lungo il pendio sud-orientale del Monte Quar a quota 1200 metri a Trasaghis. Un sasso al quale si era appoggiato si è staccato facendolo cadere e 2 pianticelle invece hanno impedito che precipitasse ulteriormente. Così il compagno di escursione ha lanciato l'allarme. Tecnici del soccorso alpino di Udine e personale sanitario hanno agito in sinergia. Le operazioni di sbarco e di recupero si sono svolte con diverse vericellate. 5 tecnici del soccorso alpino di Forniavoltri invece sono intervenuti assieme alla Guardia di Finanza in aiuto di un triestino di 64 anni che si è procurato una distorsione al ginocchio lungo il sentiero che scende tra la Forca del Cristo e Amaro sotto la Mariana. L'uomo è stato portato al pronto soccorso per i controlli. La circolazione del Covid resta elevata ma migliorano tutti gli indicatori. In regione i nuovi casi calano del 29%, al palo la somministrazione della quarta dose. Tutte le curve sono ormai in discesa stabile, sebbene la circolazione del virus rimanga elevata. 19.000 casi al giorno, 680.000 attualmente positivi e un tasso di positività dei tamponi molecolari che sfiora il 12%. Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, descrive l'evoluzione della pandemia da Covid in Italia. Diminuiscono anche i decessi, passati rispetto alla settimana precedente da 94 a 78 al giorno. Negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente i nuovi casi sono scesi del 23,7% a livello nazionale e del 29% in Friuli Venezia Giulia, dove i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono 1.634 contro i 1.147 a livello nazionale. Cala del 15% il numero dei tamponi effettuati. Nella nostra regione migliora la situazione in tutte le province, con una riduzione dei casi che va dal 34,7% di Gorizia al 26,7% di Udine. Continua a scendere il numero di posti letto Covid occupati a livello nazionale, meno 13% in terapia intensiva, meno 18% nelle aree mediche. In Friuli Venezia Giulia le terapie intensive sono occupate all'1,7%, gli altri reparti al 7,4%. Continua invece a crescere l'incidenza delle reinfezioni che con l'avvento di Omicron a dicembre dell'anno scorso sono passate dall'1 al 3%, tasso più che raddoppiato con le sottovarianti che lo hanno portato al 6,5%. Nella settimana dal 25 al 31 maggio si riduce ulteriormente il numero di nuovi vaccinati. La Fondazione Gimbe sottolinea come precipitano le somministrazioni della quarta dose che interessa le persone più vulnerabili. Nella nostra regione sono 14.000 le dosi inoculate a fronte di una platea stimata da vaccinare di 105.000 persone. Predisposizione genetica ma anche effetti del bullismo e strascichi della pandemia. In 2 anni i ricoveri all'ospedale di Pordenone per disturbi alimentari sono triplicati e le pazienti hanno dai 10 ai 12 anni. Abbiamo costantemente una popolazione che è fatta di ragazze ricoverate per disturbi del comportamento alimentare. I numeri sono impressionanti e fotografano una situazione che non riguarda soltanto l'addestrattagliamento, ma tutta la regione. Se fino al 2019 i ricoveri erano una decina all'anno, adesso sono più che triplicati. C'è preoccupazione nelle parole di Roberto Dall'Amico, primario del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Pordenone. Se da un lato c'è una predisposizione genetica alla base di disturbi alimentari, dall'altra pesano come un macigno episodi di bullismo e gli strascichi della pandemia da Covid-19. Noi siamo degli animali sociali, cioè noi siamo abituati a vivere in gruppo, siamo abituati ad andare a scuola, a parlare con gli altri, a mangiare insieme agli altri. Nel momento in cui abbiamo tolto tutto questo ai nostri ragazzi facendo un autogol importante, abbiamo creato un aumento enorme della patologia legata ai disturbi alimentari e dai disturbi neuropsichiatrici in un senso più ampio. Il progetto è già pronto, la somma da investire è di 1.400.000 euro. L'obiettivo è azzerare alcune barriere architettoniche che limitano l'accesso ai disabili e persone con difficoltà motorie ad alcuni edifici o aree pubbliche. Il vice sindaco di Udine Michelini anticipa in quali punti della città. Vice Sindaco, quasi una cinquantina di cantieri in città, lei sta lavorando a un progetto per le persone meno fortunate, qual è? Abbiamo presentato un progetto di 1.400.000 euro per praticamente mettere in sicurezza
eliminare le barriere architettoniche negli edifici, in accesso agli edifici pubblici, alle scuole, a varie parti della città, marciapiedi che confluiscono in maniera scordinata e soprattutto fare in modo che la gente possa accedere in maniera continuativa senza pericoli, mettere in sicurezza, insomma, ecco, questo è il progetto che riguarda un po' tutta la città, però abbiamo dei punti focalizzati dove sono gli interventi da fare immediatamente, anticipando quello che poi è il progetto del PEBA, che è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Per citare alcuni dei punti dove voi volete concentrarvi? Beh, proprio qua c'è ad esempio via Diaz, parco praticamente della Rimembranza, tutta questa zona rientra tra questa eliminazione. Poi via della Vittoria, perché anche quella zona lì dove c'è l'Uccellis verrà riqualificata, adesso già stanno lavorando per mettere a posto il muro dell'Uccellis stesso, ma all'esterno abbiamo un progetto per eliminare tutte le barriere architettoniche. Festeggia il compleanno in azienda premiando i propri dipendenti con un bonus in busta paga. Succede all'Autotrasporti Chiarcosso. Imprenditore friulano compie 70 anni e festeggia premiando i dipendenti con un voucher da 200 euro in busta paga. Compleanno speciale a Udine per Sante Chiarcosso, alla guida dell'omonima azienda di autotrasporti. Con lui gli amici più cari, collaboratori e dipendenti, che condividono anche i valori del gruppo, impegnato da anni in numerosi progetti a sostegno della popolazione di Haiti. Se ci penso, non penso agli anni, perché non mi sento un uomo di età, mi sento un uomo che lavora, un uomo che ha tanti interessi, che è attorniato da gente che condivide i miei interessi, i miei valori. Sono anni complicati, prima il virus, poi adesso la guerra e il fatto che le bollette arrivano nelle case, diminuiscono le disponibilità. Abbiamo pensato di dare un welfare di 200 euro a metà dell'anno, contando di fare altrettanto a fine anno. Un pensiero da comune sportivo, perché è una persona pratica, sportiva, e poi abbiamo condiviso dei momenti con un'organizzazione importantissima, con un obiettivo finale importantissimo e sicuramente strategico per la comunità haitiana, e quindi mi ha fatto sempre piacere collaborare con lui. Andiamo a Lignano Sabbiadoro, dove sono stati ultimati i lavori di riqualificazione per quanto riguarda uno dei luoghi più caratteristici della cittadina balneare. Nuovo volto per Piazzetta Gregorutti e Lignano Sabbiadoro, uno dei luoghi protagonisti dello sviluppo della città. È proprio qui che nella primavera del 1903 è stato posto il primo palo del primo stabilimento balneare della località friulana. Un investimento di 1.275.000 euro che ha tenuto conto del passato, del presente e del futuro, a partire dalla pavimentazione costituita da lastre di pietra coerenti con il lungomare marine e abbinata a una serie di gradoni verso il piano della spiaggia del Faro Rosso realizzati sempre in pietra. L'idea del restyling è nata su impulso del collegio dei geometri laureati in provincia di Udine. Sono state ampliate le superfici erbose, conservando le alberature, in particolare dei pini. L'illuminazione avrà il duplice compito di rendere visibile la pietra chiara della pavimentazione, nonché essere richiamo visivo per i frequentatori della piazza, che diventa così un luogo che vive in continuità con la spiaggia, integrandosi con la passeggiata del nuovo lungomare. Un reperto del Ponte della Mainizza di epoca romana è stato recuperato nelle acque dell'Isonzo. Un prezioso reperto archeologico di origine romana è stato recuperato dai vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia nell'alveo del fiume Isonzo. Si tratta di un elemento lapideo riconducibile al cosiddetto Ponte della Mainizza. Il manufatto sorgeva in quell'area in epoca imperiale. Era il ponte che attraversava il fiume Isonzium e che faceva parte della strada romana che collegava Aquileia all'odierna Lubiana e che proseguiva verso il Danubio. Il recupero è avvenuto ieri in prossimità di Savogna d'Isonzo, su richiesta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Il prezioso reperto, che riporta un'epigrafe frammentaria in lingua latina, è stato imbragato dai sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo e Acquatico di Trieste e recuperato attraverso un escavatore cingolato del gruppo operativo speciale del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine. Una volta portato a riva, sempre sotto la supervisione del personale della soprintendenza, il reperto è stato trasferito al Museo di Documentazione della Civiltà Contadina Friulana di Farra d'Isonzo, dove
dove verrà esaminato e studiato in previsione di una futura esposizione. Alle operazioni di recupero hanno collaborato i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine, delle stazioni di Gradisca e Savogna, personale del Comune di Farra, con il supporto del personale Servizio Difesa Suolo regionale, dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico del Comune di Savogna e degli specialisti dell'Università di Udine. A Udine sono i giorni del ritorno di Zico, che ieri sera a Remanzacco ha incontrato in una cena i tifosi del club di Orsaria, a lui intitolato, cena trasmessa da Telefriuli. Sono stanco ma felice, ha detto, dopo il viaggio intercontinentale che lo ha portato qui dal Giappone. Sono passati qui 2 anni spettacolari, i miei figli hanno imparato a studiare qui, hanno fatto tanti amici, anche io, e stare qui non solo per il libro di Franco, ma anche per vedere i miei ex compagni qui. Io penso che si guarda sempre nel cuore il momento che tu hai vissuto nella tua vita. Io ho vissuto 2 anni molto bene qui in Friuli. Ok, i friulani hanno fatto con me è stata una cosa indimenticabile. Per questo tu rimani sempre nel cuore. Io dicevo che il Brasile, io sono figlio di portoghesi, e che la mia seconda nazione era Portogallo. Ma adesso diventa difficile perché dopo io sono andato in Giappone. In Giappone è una cosa stupenda, meravigliosa che hanno fatto per me lì. E Italia, Friuli la stessa cosa, perché non è solo Friuli che ho lasciato. Io dove vado in Italia, sia a Roma sia a Milano, la gente ha un rispetto molto molto grande. Sta? Perché io non vado a venire qui sempre felice, contento di vedere tutto, anche se stanco, ma fa parte della vita. Stanco ma felice. Ma felice. E oggi, anche dopo aver recuperato dal viaggio, c'è stato il primo dei 3 eventi previsti collegati alla presentazione del libro di Franco Dalcin, dove racconta anche quella storica operazione al Città Fiera. Nella presentazione condotta da Matteo Marani c'era anche il portiere di quell'Udinese, Fabio Brini. Abbiamo incontrato anche un collezionista che ha presentato un cartonato d'epoca a Zico stesso. Era il sogno Zico, è una cosa particolare, cioè non era solo il grande giocatore, era il sogno che tutti avevamo guardato, avevamo cercato di carpire alla TV dove si poteva vedere al Mondiale dell'82 e scoprimmo che nell'Udinese, che in quel momento cercava un po' di conquistare delle posizioni, c'era questo campione assoluto. Devo dire una cosa che mi ha colpito molto oggi è il legame che rimane, è un affetto forte. Sia ovviamente da parte delle persone che erano qui, cioè i tanti tifosi, ma anche da parte di Zico, perché l'ho visto molto commosso, molto parte di questa comunità bellissima che è la comunità friulana. Sicuramente all'inizio forse nessuno pensava a qualche cosa di grande, dico la verità, però con l'andare avanti c'era una consapevolezza e una tranquillità di scendere in campo e non dico al 100%, ma di avere quella certezza di fare il risultato. Questo significa che c'era già stato un cambio di mentalità, ma al di là di questa situazione o dello Zico calciatore che tutti hanno visto, è l'uomo che sicuramente molti giovani dovrebbero imparare. Dell'onestà, l'umiltà, la passione, il sacrificio, anche la cattiveria tra virgolette che occorre negli allenamenti durante la settimana. Questo cartonato è del 1983-84 e un signore per all'incirca una trentina d'anni lo ha conservato nel garage. Finché un giorno io da collezionista, come un gatto, l'ho preso e da quel momento è diventato il totem di ogni domenica, di ogni partita dell'Udinese. Zico è con noi e quindi in base agli invitati la regola della casa è fare la foto con Zico.
Ed è tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, arrivederci.